Buongiorno, ben trovati. I titoli del telegiornale. Mostra le parti intime a una bambina, ma rischia il linciaggio a Palermo, mazze, spranghe e urla contro un 60enne rincorso da una folla di abitanti inferociti allo Zen 2. L'uomo è stato denunciato. Lo scandalo sulla sanità a Messina, emerge il ruolo dell'attuale assessore Giovanna Volo, la sua firma da direttrice sanitaria su decine di atti contribuì a finanziare una clinica privata all'interno di un ospedale pubblico a spese dei contribuenti. Le carte del reddito di cittadinanza per pagare la droga, una rivendita di tabacchi usata come bancomat tratteneva il 10% del denaro prelevato, 3 arresti a Marsala. Emergenza casa a Catania per il Sunia, mancano fondi per riqualificare le 2 torri di Librino in città, 15.000 famiglie senza abitazione. La cardiochirurgia pediatrica di Taormina deve continuare ad operare. La Regione formalizza richiesta di deroga al Ministero. Spetta al Governo adesso la decisione sul futuro del centro di eccellenza. L'opera dei Pupi in un liceo catanese con la compagnia dei Fratelli Napoli, da oltre un secolo impegnata a dare continuità alla tradizione. Calcio, a Catania sale la febbre per la gara di ritorno contro l'Atalanta Under 23 al Massimino, previsto il tutto esaurito. In B domani pubblico delle grandi occasioni al Barbera per la sfida play-off contro la Sampdoria. Folla inferocita allo Zen 2 di Palermo. Vi mostreremo le immagini. Un uomo di 62 anni ha rischiato il linciaggio per avere tentato di molestare una bambina. Avrebbe prima mostrato le sue parti intime alla piccola, ma vediamo tutto nel servizio di Marco Gullà. Avrebbe mostrato le sue parti intime ad una bambina di 5 anni. Il teatro di questo gesto raccapricciante è il quartiere Zen a Palermo, protagonista un uomo di 60 anni. L'episodio è stato notato però da alcuni passanti che immediatamente sono intervenuti e, come si vede dalle immagini, si sono verificate scene da guerriglia in via Gesia di Siracusa, nel cuore proprio dello Zen. Mazze, spranghe, urla e ferocia, così gli abitanti dello Zen hanno inseguito l'uomo che ha trovato rifugio in un appartamento. Sono dovuti intervenire carabinieri e poliziotti in tenuta antisommossa per evitare che l'uomo venisse linciato. Durante i tafferugli un agente è rimasto ferito e qualcuno ha anche distrutto l'auto. Anche la figlia del presunto molestatore si sarebbe schierata con la folla inferocita. Già ieri pomeriggio gli investigatori del commissariato San Lorenzo e della squadra mobile hanno avviato i primi accertamenti per ricostruire quanto accaduto e verificare l'attendibilità delle segnalazioni ricevute. Restiamo su questo servizio perché l'uomo in questione è stato denunciato. Gli agenti stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e di rintracciare la bimba e i genitori. Saranno sentiti anche i parenti dell'uomo che lavorava in una macelleria della zona. In questo episodio sono 4 gli agenti rimasti feriti. Dalle pagine dell'ordinanza sull'inchiesta che ha coinvolto il centro Nemo Sud emerge come l'attuale assessore alla salute Giovanna Volo non poteva non conoscere la situazione, ma anche le utilità che avrebbe ricevuto il direttore clinico. Lunedì prossimo i primi interrogatori per questo scandalo sulla sanità. Francesco Triolo. Il centro Nemo Sud drenava risorse regionali, lo faceva per fornire prestazioni sanitarie che avrebbero potuto essere attivate dai normali reparti dell'ospedale universitario, che invece faceva da schermo perché Nemo non era nemmeno accreditato alla regione, e l'assessore regionale alla salute Giovanna Volo non poteva non sapere, perché nelle 127 pagine dell'ordinanza firmata dal CIP Claudia Misale viene evidenziato come da direttrice sanitaria firmò decine di atti che contribuirono a far prosperare una sorta di clinica privata all'interno di un ospedale pubblico a spese dei contribuenti. L'altra figura con un ruolo di spicco individuata dai magistrati è quella del professore Giuseppe Vita, direttore del centro clinico, che è accusato di corruzione per atti contrari ai suoi doveri d'ufficio.
Proprio Vita avrebbe contribuito all'erogazione delle prestazioni classificate con il codice 75, quello della neuroriabilitazione, nonostante tale tipologia di prestazioni non fosse stata assegnata al Policlinico di Messina dal sistema sanitario regionale. In cambio ha ricevuto l'assunzione del figlio, anche lui neurologo, e della nuora come responsabile della comunicazione all'interno della stessa struttura di Nemosud, diventata ad un certo punto il fronte di scontro tra lo stesso Vita padre e gli amministratori nazionali della Fondazione Aurora che gestiva il centro Nemo. Il GIP Claudia Misala ha fissato per il 20 maggio prossimo gli interrogatori di 5 dei 9 indagati dell'inchiesta. Non è prevista l'audizione dell'assessore Volo, che sarà sentita nei giorni successivi. Adesso torniamo indietro, ma per dare anche notizia di nuovi provvedimenti su un'operazione antidroga che coinvolse Marsala nel febbraio del 2023. I carabinieri adesso sono riusciti a scoprire qual era il metodo di pagamento degli stupefacenti. I clienti lasciavano le loro carte del reddito di cittadinanza ad una rivendita di tabacchi che fungeva da bancomat. I titolari trattenevano il 10% delle somme prelevate. Sono 3 gli arresti in carcere, ma sentiamo tutto da Laura Spanò. 4 misure cautelari, di cui 3 in carcere e una rivendita di tabacchi nel quartiere Amabilina sotto sequestro. Il bilancio di un'operazione dei carabinieri di Marsala coordinata dalla procura, avviata all'indomani del blitz antidroga che nel febbraio 2023 smantellò la storica piazza di spaccio nel quartiere Sappusi. Operazione che portò in carcere 11 dei 14 indagati. Misura cautelare in carcere ora nei confronti di Alessia Ingiuleri, del compagno Andrea Nizza, e per Alessio Christopher Pantaleo, accusati di spaccio di stupefacenti, trasferimento fraudolento di valori, estorsione e indebito utilizzo di carte del reddito di cittadinanza. La rivendita di tabacchi di Amabilina viene descritta dagli inquirenti come un bancomat per i push della zona. I carabinieri hanno ricostruito il metodo usato da alcuni indagati per ottenere il pagamento della droga, cocaina, crack ed eroina. I consumatori, spesso in difficoltà economiche, avrebbero acquistato stupefacente a credito lasciando le loro carte del reddito di cittadinanza con relativo PIN, e nella tabaccheria venivano poi effettuati prelievi illegali delle somme caricate sulle carte con una percentuale del 10% lasciata al titolare della rivendita, un 32enne. Per lui obbligo di presentazione all'APG. Quello che è accaduto nella casa di via Manenti al centro di Scicli, dove è stato ritrovato il cadavere di Giuseppe Ottaviano, 40 anni, è ancora un mistero, ma la svolta sembra vicina. Si aspetta l'esito dei rilevi dei carabinieri del RIS che continuano a lavorare nell'appartamento, così come dell'autopsia che sarà eseguita oggi pomeriggio dal medico legale Giuseppe Algeri sul cadavere che si trova nella camera mortuaria dell'ospedale di Modica. I carabinieri continuano intanto le indagini. In caserma vengono ascoltati amici e parenti e vengono passati al setaccio i dati sul cellulare della vittima. Continua l'inchiesta sulla strage di Casteldaccia. Sono 2 i filoni seguiti dalla procura di Termini Imerese, ma presto potrebbe aggiungersene anche un terzo. Maglio Viola. Cala il silenzio sull'inchiesta della Procura di Termini Imerese relativa alla strage sul lavoro di Casteldaccia, costata la vita a 5 operai che stavano eseguendo opere per liberare un impianto di sollevamento della rete fognaria della provincia di Palermo ostruito. Dopo le autopsie sono 3 gli iscritti nel registro degli indagati. Si tratta dei titolari delle imprese Tech e Quadrifoglio Group, rispettivamente appaltatore e subappaltatore dei lavori commissionati dall'AMAP, l'azienda Acquedotto di Palermo, e del direttore degli stessi lavori, funzionario dell'Acquedotto. La Procura di Termini Imerese ha acquisito nella sede palermitana di AMAP tutti i documenti sull'appalto assegnato a Tech, nella sede della Tech i documenti sul subappalto alla Quadrifoglio Group e in quest'ultima azienda la documentazione di incarico. C'è poi un secondo filone di inchiesta che riguarda invece l'applicazione delle norme di sicurezza. Assodato che gli operai non sarebbero dovuti scendere nell'impianto, bisogna verificare se comunque le dotazioni necessarie dovessero essere a disposizione. Da verificare anche la possibilità di un terzo filone, ovvero quanto abbia inciso i lavori rifacimento del manto stradale appaltati da ANAS, durante i quali sono stati coperti i tombini di accesso alla fognatura. Intanto è fuori pericolo Domenico Viola, il 6° operaio coinvolto. Si tratta quasi di un miracolo. È l'ultimo ad essere sceso nell'impianto, il primo a essere stato recuperato dai vigili del fuoco. Per questo la quantità di idrogeno solforato respirata è stata inferiore agli altri, un dettaglio che ha permesso ai medici di salvargli la vita, anche se per lui si annuncia una lunga degenza.
La Cassazione ha confermato la condanna a 23 anni di reclusione per la romena Dana Cita, 26 anni, riconosciuta colpevole di avere ucciso l'89enne Michelangelo Marchese nella notte fra l'11 e il 12 luglio del 2020. In appello era stata confermata la sentenza di primo grado. L'omicidio avvenne nell'abitazione del pensionato, da dove sarebbero stati portati via i pochi risparmi e l'auto che teneva posteggiata per strada. La donna, che era stata assunta dall'anziano come badante, fu fermata a distanza di alcuni mesi dall'omicidio. L'emergenza casa a Catania. Interviene il Sunia, che denuncia la mancanza di fondi per riqualificare le 2 torri di Librino. In città 15.000 famiglie sono senza abitazione. Marco Carli. Quartiere Librino a Catania. Le 2 torri in viale Biagio Pecorino, viale San Teodoro avrebbero dovuto già essere riqualificate e ristrutturate con i fondi del PON Metro 2014-2020, dando la possibilità a tante famiglie di trovare casa. Invece il tempo è andato avanti senza soluzioni. Erano stati stanziati 12 milioni di euro per la riqualificazione, ma con i rincari dovuti al trascorrere degli anni, per arrivare all'obiettivo ora mancano circa 4 milioni di euro. In particolare è la seconda torre a rischiare di essere ancora una volta lasciata al suo destino da comune e gli ACP. Lo affermano in una nota le segreterie siciliana e di Catania del Sunia. Dopo un continuo spostamento di somme da un fondo all'altro, a tutt'oggi non è chiaro come e se i lavori partiranno davvero. L'accordo tra i 2 enti, Comune e Istituto Autonomo Case Popolari, prevede che i lavori di riqualificazione riguardino per ora uno solo dei 2 stabili. A Catania l'emergenza abitativa grave interessa almeno 15.000 famiglie. La speranza per il futuro risiede anche nei nuovi fondi europei Next Generation. Abbiamo a disposizione per volontà dell'Europa 1.400 milioni di euro per la rigenerazione e la riqualificazione anche energetica dei palazzi di edilizia popolare. Il governo nazionale ancora non ha deciso come utilizzarli. Come al solito resta il condizionale, quando invece, dicono dal Sunia, servono soluzioni. A 6 mesi di distanza dalla raccolta delle firme per la petizione popolare promossa dal Sunia nazionale, per la quale il Sunia di Catania ha raccolto circa 3.000 firme, siamo tornati qui stamattina perché purtroppo nulla è cambiato. E sarà legato al servizio che avete appena seguito, il nostro Sicilia 24 Focus di oggi. Sentiremo le proposte della società civile impegnata a rendere la città più vivibile. Ospiti alle 14.30 di Giusy Lazzara saranno Sara Fagone di Librino Attiva, Giusy Milazzo, che avete visto, del Sunia Sicilia, Nino Bellia dell'Osservatorio Urbano e Mario Spampinato di Volere la Luna. Le vostre domande possono arrivare con un messaggio WhatsApp al nostro 342 7455 005. La trasmissione andrà in diretta ovviamente su Telecolor, ma anche in streaming su lasiciliaweb.it. In Sicilia possono coesistere in modo permanente 2 centri di cardiochirurgia pediatrica, come avviene già in Veneto, dove la popolazione residente è analoga. Con tale motivazione la Regione siciliana ha inviato richiesta di deroga al decreto Balduzzi al Ministero della Salute. Così resterebbe in funzione il reparto attivo da oltre 10 anni al San Vincenzo di Taormina, accanto alla nuova struttura del civico di Palermo. L'amministrazione regionale ritiene imprescindibile mantenere la funzionalità di entrambe le strutture di eccellenza con procedure di evidenza pubblica. Passa così al Ministero la decisione di accordare la deroga e dunque di decidere sul futuro del centro di eccellenza. Sono fatti i giochi per le candidature non solo in vista delle europee ma anche delle elezioni amministrative a giugno. Si vota anche in 37 comuni siciliani, 8 dei quali di dimensioni maggiori e un solo capoluogo di provincia. Non reggono le coalizioni a livello locale, le alleanze civiche la fanno da padrone. Ma sentiamo Maglio Viola. Non solo le elezioni europee, l'8 e il 9 giugno alle urne saranno chiamati anche 37 comuni siciliani. Fra questi 8 sono quelli di maggiori dimensioni, ma soltanto uno ha un capoluogo di provincia, Caltanissetta. Chiuse le liste e consegnate le candidature, quello che emerge è una profonda spaccatura nelle coalizioni, soprattutto a sinistra. Soltanto 2 su 8 i grandi centri in cui PD e Movimento 5 Stelle si presenteranno insieme. I 5 Stelle hanno stretto alleanze in più comuni con la lista Sud Chiama Nord di Catania De Luca che non con quella
dei Dem. Il centrodestra si presenta unito quasi ovunque, malgrado sia costretto a registrare spaccature nei due più grandi centri del palermitano al voto, Monreale e Bagheria, con liste civiche che la fanno da padrone. L'unico capoluogo di provincia interessato da questa tornata elettorale, come detto, è Caltanissetta. Tra i comuni maggiori dimensioni ci sono Gela, sempre nel Nistenno, ma poi anche Mazzara del Vallo nel Trapanese e per la provincia di Palermo Bagheria e Monreale. Nel Catanese l'unico dei 4 comuni coinvolti che andrà alle urne con il sistema proporzionale è Aci Castello. I 10 comuni del Messinese coinvolti nella tornata elettorale sono tutti al di sotto dei 15.000 abitanti. In provincia di Palermo si voterà per il rinnovo di 9 amministrazioni, oltre ai maggiori come detto Bagheria e Monreale. Da segnalare ci sono Cinisi e San Mauro Castelverde, attualmente amministrati da commissari straordinari. Nel siracusano si voterà solo a Pachino, attualmente commissariato con il sistema proporzionale. In provincia di Trapani, comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, come detto, soltanto Castelvetrano e Mazzara del Vallo. Casi di pertosse in tenera età in aumento, una malattia rischiosa nei neonati e che si può evitare con la vaccinazione. All'ospedale Cannizzaro di Catania un neonato di 15 giorni ha rischiato la vita. Adelaide Barbagallo. È stato dimesso in buona salute, ma ha rischiato la vita un neonato di 15 giorni ricoverato nell'unità di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Cannizzaro di Catania per aver contratto la pertosse, una malattia particolarmente grave che nei neonati può determinare anche danni cerebrali permanenti. I casi, spiega il dottor Pietro D'Amico, sono in aumento. In Europa abbiamo i dati europei, parlano di 23.000 casi nell'anno 2023 registrati e ben più di 30.000 casi nei primi 4 mesi di quest'anno. Il dottor D'Amico caldeggia la vaccinazione. 60 giorni di vita è l'epoca giusta per sottoporre il bambino alla prima vaccinazione. Non ci sono controindicazioni gravi alle vaccinazioni. Una mamma che si vaccina mentre sta aspettando il bambino protegge il nascituro? Assolutamente sì, a partire dalla 27ª settimana di gravidanza, perché il titolo anticorpale materno che viene stimolato dalla vaccinazione riesce a proteggere il bambino proprio nei primi giorni di vita, che è il periodo finestra in cui comunque il bambino, il neonato, non può essere vaccinato. Il ricovero di un neonato in terapia intensiva mette sotto stress l'intero reparto, in quanto il piccolo deve essere messo in isolamento per evitare di contagiare altri bimbi. L'ASP e l'Ordine dei Medici sono stati informati del caso di pertosse al Cannizzaro affinché possano sensibilizzare i genitori alla vaccinazione dei loro bimbi. E adesso ci fermiamo, una pausa, torniamo tra pochissimo. Seconda parte di Sicilia 24, il modo di comunicare anche nel campo della ristorazione è cambiato tra social, recensioni e food blogger. A Catania un focus di FIPE Confcommercio su luci e ombre dei nuovi canali di comunicazione. Presentata anche la seconda edizione della giornata della ristorazione per sostenere la Caritas italiana. È andata per noi Emanuela Corsi. Anche nel campo della ristorazione cambia il modo di comunicare. Da un lato il mondo dei social diventa uno strumento per promuovere la propria attività, dall'altro però può rivelarsi un'arma a doppio taglio, soprattutto per le recensioni negative o fake che possono danneggiare i ristoratori. Il tema è stato al centro del convegno organizzato a Catania da FIPE Confcommercio Etnea. Sono anni che nel mondo della ristorazione si cerca di trovare un metodo per verificare le recensioni, basterebbe un codice QR nello scontrino o semplicemente una recensione per tavolo con un codice QR. Nel caso in cui il ristoratore riceve una critica, cosa fa? Ci sono diverse scuole di pensiero, c'è chi non risponde, c'è chi riesce a gestirle. Gestirle è sempre la soluzione migliore, spesso girandole a proprio favore, rispondendo anche in un modo simpatico, educato, galante, dicendo guardi, l'aspetto, ci vediamo la prossima volta e davanti a un caffè ne parliamo insieme. Non solo recensioni, ma anche il fenomeno del no-show, cioè quando il cliente senza preavviso non si presenta dopo aver prenotato un determinato servizio. Ci sono dei portali dove tu mandi un form, loro te lo compilano, te lo firmano e se non si presentano ovviamente il ristoratore è autorizzato a prelevare una somma. Per promuovere la propria attività poi c'è chi si affida ai food blogger, che oggi sono una figura professionale sempre più richiesta e apprezzata anche dai clienti. Cerco di portare sempre la maggior genuinità possibile nei miei contenuti, quindi nessun contenuto forzato, ma solo consiglio ciò in cui credo davvero. Il cibo non è soltanto social, ma anche solidarietà. Sabato si terrà infatti la seconda edizione della giornata della ristorazione organizzata dalla Federazione Italiana dei Pubblici
pubblici esercizi per sostenere e avviare mense di comunità della Caritas diocesana su tutto il territorio nazionale. Nei locali che aderiscono all'iniziativa si troverà un cavaliere dove ci sarà un QR code e lì, digitando col telefonino, aprendo l'applicazione, si riuscirà a fare una piccola donazione che verrà data sempre a chi ne ha di bisogno tramite la Caritas. Un'iniziativa per fornire ristoro e un aiuto a chi vive in condizioni di fragilità. L'opera dei pupi a scuola con la Compagnia dei Fratelli Napoli, da oltre un secolo impegnati a tramandare questa affascinante arte. Oggi ad applaudirli gli studenti di un liceo catanese. Il servizio. L'amore e la follia di Orlando per Angelica, conosciuta attraverso i libri di scuola, arriva sul palcoscenico con l'opera dei pupi dei Fratelli Napoli che rompe al liceo Galileo Galilei di Catania. Nell'aula magna studenti attentissimi seguono le scene e applaudono con convinzione la bravura della compagnia impegnata da oltre un secolo a tramandare questa antichissima e sempre affascinante forma di teatro. È molto appassionante perché è lui che si innamora e impazzisce. Secondo me è un'esperienza che comunque ognuno dovrebbe fare almeno una volta nella vita, perché si capisce tanto, si capisce anche quanto impegno c'è dietro uno spettacolo del genere, per la realizzazione dei pupi, per la messa in scena anche a livello dello spettacolo. Una storia di amore, tradimenti e di coraggio con Astolfo che a cavallo dell'ippogrifo si reca sulla Luna per recuperare il senno perduto dal cugino Orlando. Cosa stai apprezzando di questo spettacolo? A me comunque l'enfasi che metto nella recitazione che rende la scena molto vera. Io non avevo mai visto dello spettacolo dei pupi, consiglio di guardarli. La marionettistica dei Fratelli Napoli rappresenta la più significativa realtà del tradizionale teatro dei pupi di stile catanese. Fondata a Catania nel 1921 da Gaetano Napoli, è giunta alla sua quarta generazione. Tutti i componenti della famiglia prendono parte alla messa in scena degli spettacoli, ciascuno secondo il ruolo che gli è più congeniale fra quelli tipici dell'opera catanese. Adesso ci fermiamo ancora in chiusura del telegiornale calcio. In chiusura del TG, prevendita boom in vista del ritorno fra Catania e Atalanta Under 23. Tanto entusiasmo in città. Zeoli potrebbe optare per la conferma dell'11 che ha cominciato la gara a Caravaggio. Marco Carli. Ritmi serrati come ovvio che sia per un playoff e tanto entusiasmo come è naturale che sia a Catania. Da un lato c'è la squadra che lavora per prepararsi al match di ritorno contro l'Atalanta Under 23 dopo il successo dell'andata firmato Buà. Dall'altro ci sono i tifosi che promettono di riempire il Massimino e di renderlo una bolgia. L'affetto di chi freme per i colori rossazzurri è stato chiaro anche a Caravaggio, divieto per chi vive in Sicilia ma settore riempito da chi, residente al nord, non vedeva l'ora di seguire il Catania. L'effetto è che anche in trasferta sembrava di giocare in casa, figurarsi cosa sarà sabato invece con il calore dei 20.000. Avviata la vendita libera, mentre venerdì mattina scade il termine per la prelazione degli abbonati, ma la prevendita va a gonfie vele, c'era da immaginarselo. Tutto bene anche in seno alla squadra. Per sabato si confida di avere a disposizione Monaco per la difesa, gara di sacrificio e di accortezza, la sua come quella dell'intero reparto arretrato, col supporto di un grande Welbeck in mediana. È un'altra modalità, per me è una modalità dove sanno che adesso c'è poco tempo per recuperare eventuali defaillance a livello di risultato e dunque stanno tutti sul pezzo. Celli di Carmine, Castellini e Teio ammoniti all'andata, ma Zeoli non dovrebbe stravolgere l'assetto e gli interpreti sulla base delle ammonizioni. La sensazione è che non ci sarà turnover se tutti i protagonisti iniziali staranno bene. Lo ha detto il primo tempo di Bergamo e tutto sommato anche il secondo, in cui Teio ha fatto il suo nei minuti a disposizione. A partita in corso potrebbe succedere anche al Massimino. E con questo servizio si chiude Sicilia 24. A tutti voi grazie per averci seguito. Vi lascio al nostro Focus condotto oggi da Giusy Lazzara e vi ricordo che il telegiornale tornerà alle 19.